Assessore Corazzani, importante convegno qua a Chioggia, un comparto olimpico sempre più agguerrito, importante, ma anche con grossissime difficoltà. Siccità da una parte, caro carburanti dall'altra. Cosa sta facendo la Regione per questo? Si è verificata una tempesta perfetta che ha messo a dura prova tutto il settore. Pensiamo alle varie situazioni di emergenza climatica, ambientali, per quello che riguarda poi i costi dell'energia conseguenti al dramma della guerra. Il nostro comparto della pesca veneta è un comparto forte, strutturato su tutti i settori, sia della pesca nelle lagune, dell'acquacoltura, della pesca in mare, e certo che ha bisogno di essere sostenuto e accompagnato con politiche e interventi mirati. Noi lo facciamo da sempre attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali del FEAMP prima e oggi del FEAMPA, e lo facciamo in collaborazione con il mondo delle imprese della pesca e delle associazioni di categoria, e in questo Coldiretti ci sta dando un grosso sostegno. Abbiamo una sfida che ci aspetta, che sarà quella della prossima programmazione del FEAMPA. Questo è il momento caldo in cui si decidono le misure su cui intervenire in modo preferenziale, e lo vogliamo fare appunto con un confronto con i nostri pescatori. Ricordiamo che si deve perseguire quella che è una reale sostenibilità di una pesca, quindi sostenibile da un punto di vista ambientale, ma che deve essere coniugata con la sostenibilità economica e con la sostenibilità sociale, perché per il Veneto la pesca rappresenta un valore identitario, occupazionale, un valore di prima importanza per le nostre comunità costiere e lagunari.